Welcome to the midweek recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. Trieste remembers, a city united in memory and vigilance. Friuli Venezia Giulia mark Holocaust Remembrance Day at the Risiera di San Saba in Trieste, the only Nazi concentration camp in Italy with crematorium. The ceremony, held on the 81st anniversary of the camp's liberation, drew a smaller crowd than in previous years and included no school groups. Speakers, including local leaders, a rabbi, and regional governor Massimiliano Fedriga, stressed that remembrance must be sustained through education, warning that indifference and the fading of historical memory remain among the greatest dangers today. 80 anni fa, il 27 gennaio 1945, furono aperte le porte del campo di Auschwitz. This day is not a day for the Jewish community, it's a day for the human community. And in this case we don't have good results. Penso che la grande sfida oggi sia non relegare il giorno della memoria a qualcosa di passato. Sicuramente all'interno delle scuole oggi si parla di giorno della memoria e si racconta i drammi, però che anche le scuole e i ragazzi e le ragazze delle scuole possono vedere concretamente cos'era un campo dove venivano perseguitate persone, ammazzate persone, penso che sia utile anche per tradurre questo non soltanto in una nozione che si acquisisce sul libro, ma si vede concretamente i drammi che persone vere hanno vissuto anche sul nostro territorio. Riposino in pace. Trieste invests in its future as Friuli Venezia Giulia unveils 15 million euros in public funding for the city's industrial revival. Italian authorities have opened a new incentive window for the Trieste Complex Industrial Crisis area under Law 181. The measure follows the renewed program agreement and sets the framework for incoming investment projects. Sì, è stato uno stimolo che noi abbiamo dato determinante al fine di mettere a disposizione queste risorse per un territorio, l'ho detto prima durante la presentazione del bando, che ha delle potenzialità di crescita enorme, ancora enorme. In questi anni è cresciuta, ci sono stati tanti investimenti, è chiaro, ha cambiato pelle perché è cambiato il modo di fare impresa, sono cambiate le priorità, però ecco quello che si può dire che tante imprese, tante multinazionali hanno scelto la nostra piazza, la piazza di Trieste, per i propri investimenti. From quarry to clean energy, Trieste powers up on research with solar innovation. In Trieste, a former quarry is being converted into a solar park with 13,000 panels set to supply about 20% of the electrosynchrotron research center's energy needs. The project combines advanced technology with environmental restoration and is backed by 5.5 million euros in regional funding. Il primo esempio a livello internazionale di una infrastruttura di ricerca che opera alla ricerca della sua sostenibilità energetica. È il recupero di una scava dismessa già dagli anni 90, dove troveranno posto 13.000 pannelli che garantiranno a Elettra Sincrotrone circa il 25% del suo fabbisogno energetico. Friuli Venezia Giulia supports students' mental health with over 7,700 bonuses granted since 2022. Applications are now open for the Friuli Venezia Giulia Student Psychologist Bonus, aimed at supporting student mental health and preventing school dropout. Last year, the program issued over 5,200 bonuses, totaling 1.6 million euros in aid. Sono talmente soddisfacenti che la misura, costruita a distanza di 5 anni dall'avvio del nostro bonus regionale a livello nazionale, è praticamente identica a quella che abbiamo costruito noi. Tiene conto ovviamente di attenzione nei confronti dei ragazzi sotto la supervisione delle famiglie. I giovani hanno bisogno di adulti di riferimento che riescano a tradurre un po' il loro linguaggio, perché anche quello della violenza, seppur poco funzionale, è un modo di comunicare. Le famiglie sono in difficoltà, noi raccogliamo un pochino questo e forse è tutto parecchio frenetico e c'è meno tempo di stare con i ragazzi. Trieste launches advanced nursing programs to strengthen pediatric and emergency care.
Trieste has launched 2 advanced postgraduate nursing programs focused on neonatal pediatric care and pediatric emergency medicine at the Burlo Garofalo Institute in partnership with the University of Trieste, aiming to raise professional skills and improve the quality of child healthcare. Sono molto interessata ad andare a vedere cosa si fa, come avviene la formazione. Tanto per l'utilità premiale abbiamo fatto un'analisi di bilancio che mette a disposizione del sistema per la sufficienza. Pordenone gears up for 2027 with culture, tourism and growth on the horizon. Pordenone is gearing up for its role as Italy's capital of culture in 2027 as tourism continues to grow and public investment increases. Regional and local authorities are working together to strengthen cultural events, hospitality, and local businesses, aiming to turn the title into lasting economic growth. Step into Mahagoni, a city of pleasure, power and peril, only at Teatro Verdi. At Teatro Verdi in Trieste, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni by Kurt Weill opens the 2025-26 opera and ballet season with performance from late January into February under conductor Beatrice Venezzi and director Henning Brockhaus. Oggi presentiamo la nascita e la caduta della città di Mahagoni di Kurt Weill, che è un'opera che è stata scritta negli anni 30 del Novecento ma che a Trieste non è mai stata eseguita. Quindi un'opera molto particolare di un autore molto particolare che ha passato parte della sua vita nella Germania nazista e poi è dovuto fuggire in America, dove ha scelto una via diversa che quella del musical, quindi è un autore eclettico che ci fa ascoltare nella sua musica elementi sicuramente tipici della musica classica accademica mescolati con elementi del jazz, del musical. Questa produzione è fantastica, mette insieme un sacco di aspetti particolarissimi sia dell'opera ma anche del jazz, del blues. Thank you for watching In Trieste Web TV. We speak your language.